commissione Difesa Vista? Perché una presenza di questa commissione all'interno di G come giocare come mondo dedicato ai bambini? Commissione Difesa Vista è nato un nome così quasi per gioco, per dire creiamo una commissione che sia dedita alla protezione della vista. Essendo noi di estrazioni imprenditoriali, industriali, volevamo fare un qualche cosa proprio per proteggere la vista in genere per il pubblico, particolarmente per i bambini. Uno dei difetti principali è proprio l'ambliopia. Ecco perché siamo venuti qui a G come giocare, è già diversi anni che partecipiamo e con un gruppo di oculisti e di tecnici ottici ortottisti facciamo questo servizio in questa fiera. Più del 60% dei bambini prima dell'età scolare non hanno mai fatto una visita oculistica e questo è un grave danno perché contemporaneamente, sempre ricerca che abbiamo fatto, dal 3 al 5% dei bambini soffre di ambliopia, cioè rischiano, se non presa in tempo, cioè prima dell'età scolare, perdere l'occhio. Noi dobbiamo sensibilizzare i genitori a portare i bambini a una visita oculistica entro i 3 anni, cioè a 3 anni e assolutamente prima dell'età scolare, proprio per evitare che il bambino inconscio perda la capacità di visione da un occhio. Quali sono gli screening che vengono effettuati all'interno di questa piattaforma di test strutturata in G come giocare? Quello che facciamo è una visita di base, di screening ai bimbi più o meno dagli 0 ai 12 anni e facciamo un test ortottico, quindi per valutare la motilità oculare e eventuali difetti di strabismo nei bambini piccoli. Abbiamo poi un piccolo esame che ci permette di valutare se ci sono difetti refrattivi importanti che magari riusciamo a slatentizzare e correggere nell'età giusta. Il bambino di solito deve eseguire una visita entro i 3 anni di età e successivamente a 6 anni, questi più o meno sono le due fasce di età in cui si consiglia la visita per evitare patologie che poi in età adulta possono essere poi intrattabili. In linea di massima quello che chiediamo ai bambini e soprattutto ai genitori è se c'è una familiarità per malattie agli occhi, questo ovviamente aiuta a indirizzare un pochino la visita. Nella maggior parte dei casi devo dire che oggi sono quasi tutti sani, insomma nella stragrande maggioranza dei casi non si trovano grossi problemi, anche se in qualche caso abbiamo consigliato visite un pochino non urgenti o comunque nell'arco di qualche mese. Qual è il problema principale che si riscontra oggi nei bambini? Cerchiamo di inculcare l'abitudine al controllo della vista dei bambini. Se si trascura di controllare la vista a un bambino quando è nella prima infanzia, si può danneggiare lo sviluppo dell'apparato visivo, lo sviluppo quindi di tutte quelle attività nel futuro del bambino che riguardano la visione, quindi l'apprendimento, il gioco, la stessa possibilità di relazionarsi con gli altri. Controllare, fare in modo che i bambini vengano controllati, proprio perché se si scopre un difetto visivo subito si può correggere molto spesso banalmente con un paio d'occhiali, con degli esercizi ortottici, con delle cose che sono veramente banali e possono cambiare completamente la qualità di vita di un bambino.